La terra dei pastori farà tra poco concorrenza alla Costa Azzurra, alla Riviera, alle Isole dei Sogni. È arrivato Karim, che, a differenza di suo padre che coltivava i cavalli e le belle donne, pensa di trasformarsi in un industriale del turismo. Suo nonno si sedeva sulla bilancia per ricevere il consistente tributo dei devoti ismaeliti. Il padre studiava le genealogie dei purosangue e le curve delle van di Hollywood. Il nostro Karim ha scoperto invece la Costa Smeralda e ha promesso grandi cose. Granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la Costa Smeralda, rimasta incontaminata come ai tempi degli antichi abitatori dei nuraghi. Qui i pastori hanno venduto la terra all'Aga Khan. Hanno venduto sassi per milioni. Ma in che cosa è cambiata la loro vita? Mioi va morire. Amori, tu confortami. Per alcuni di questi pastori la vita non è cambiata affatto. 3 fratelli, Nicola, Antonio e Giovanni Battista Azzara, erano padroni dell'isola Soffi. Ora l'hanno venduta a un industriale milanese per 16 milioni. Nicola è diventato un mediatore di terreni. Gli altri 2, Antonio e Giovan Battista, portano ancora le mucche a pascolare sull'isola. A primavera, 3 capi per volta, inizia la traversata della Mandria. Come arrivano fin là le bestie? A nuoto, attraverso un braccio di mare lungo 3 chilometri. Tra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo più. Il pastore che fa più parlare di sé è Salvatore Ghilardi, un vecchio dei Monti di Mola, che per i suoi 300 ettari di sassi chiede 2 miliardi. Gli hanno già offerto 1 miliardo e 80 milioni, ma zio Salvatore ne vuole 2 tondi. Al suo stazzo ci si arriva dopo mezz'ora di cammino, lungo un sentiero che scavalca siepi di fichi d'India e muretti di granito. Per 3 volte abbiamo cercato di avvicinare zio Salvatori, ma il vecchio non ama le visite, è un uomo fiero, riservato. Soprattutto non vuole noia col fisco. Suo figlio Ignazio, in una delle visite precedenti, ci aveva accolto additando la doppietta. L'ultima volta ci siamo fatti accompagnare da una delle 2 guardie municipali di Arzachena. Zio Salvatori non si è fatto trovare. Sappemmo poi che, vedendoci salire, era scappato sui monti, fra le capre. 2 miliardi per questa solitudine intatta. Sono troppi? Giudicate voi.
Fino a ieri il reddito di zio Salvatori non arrivava alle 400.000 lire annue. Ma oggi il vecchio ha il coltello dalla parte del manico. Arzachena è la capitale della Costa Smeralda. È il paese che con Olbia trae i maggiori benefici dall'improvvisa ondata di milioni. Nelle banche di Olbia e di Arzachena vi sono depositi per 3 miliardi di lire. Tutti vogliono bene al principe Karim. Arzachena è stata scherzosamente ribattezzata Arzakhan. L'incredibile sviluppo dell'edilizia locale ha suggerito a Francesco Azara, un altro dei pastori milionari, l'idea di diventare industriale. Ha comprato una 600 usata, ha fatto prendere la patente alla moglie e ha messo su una fabbrica di mattoni in cemento. Tutti i pastori che vendono la terra, la prima cosa che fanno, si comprano una casa nel paese. Francesco Azara si è riservato un pezzo di terreno accanto alla fabbrica dove si costruirà una villetta. Per il resto non ha fatto spese pazze e continua a lavorare. Chi invece non fa più niente è Luca Azara. Qui si chiamano tutti Azara. È un pastore di San Pantaleo. Ha venduto una montagna per 90 milioni ed ora fa il signore. Ogni tanto, come gli gira, se ne va ad Olbia a dormire in albergo. Chiede una singola matrimoniale e respira a pieni polmoni questa ventata di mondanità. Grazie. Signora Zara, le piace stare in albergo, Sì, mi piace, si sta bene. Senta, signora Zara, lei quanti vestiti nuovi si è fatti adesso? 4. 4? 4. 2 neri e 2 spezzati. Ah, ho capito, 2 spezzati sportivi. Sì. È molto bella quella camicia che ha. Ne ha comprate molte? 2, ce n'ho 2. È bella col righetto d'argento, però le hanno detto che è un po' da sera. Quello sì, lo so anche. E lei la mette anche al mattino? Sì, però io, siccome la metto ancora da 10 giorni. Lei quanti milioni ha incassato? Insomma, una 90. E che cosa ha fatto? Ho comprato 2 palazzi e a Olbia. Prenderò un altro appartamento pure. Ho capito. E la macchina se l'è comprata? In questo momento no, però ho la idea di prenderla. Che macchina vuol comprare? La Giulietta. Risposta, Sì, senza. Signor Manunta, Prego. che macchine comprano i pastori milionari? Beh, generalmente si orientano su tutte le cilindrate, dalla 600 al 1300 Special, al 1300 al 1100 Special. E comprano anche macchine straniere? Sì, in qualche caso. Che tipo di macchina? Consul, ad esempio. Ma non sarebbe meglio per loro comprare delle macchine più adatte al tipo di strade che portano agli Stazi? Sono strade strette, tortuose, senza asfalto, del tipo Campagnola, per esempio. Beh, comprano dei 1100 camioncino per il trasporto del latte, ad esempio, perché lei sa che oggi la macchina ha sostituito il cavallo in Sardegna e il carro a buoi. Ma non tutti i pastori che hanno venduto la terra si sono comprati l'automobile, specialmente chi ha venduto per primo. Qui siamo a Liscia di Vacca, uno dei posti più suggestivi della Costa Smeralda. Lei ha venduto 2 anni fa terra qui a Liscia di Vacca? Sì. A quanto l'ha venduta? A 400. 400.000 lire, all'ettaro? All'ettaro. E oggi quella stessa terra quanto vale? Quella stessa terra oggi vale anche 4 o 5 milioni l'ettaro. Ma mi hanno fregato, io l'ho venduta così proprio a buon prezzo. E c'è della terra che vale ancora di più oggi qui? Qui magari no, ma in qualche posto sì. Lei che cosa ha comprato con quel denaro che ha fatto, che ha realizzato No, non ho comprato nulla, ho fatto questo, sto facendo costruire un fabbrico e basta. Sta facendo costruire che cosa? Una casa? Dove? Una casa, a Olbia. E poi che cosa ha comprato? Nulla. Automobili non ha comprato? Oh, ma che automobili? E in casa non ha comprato niente per la casa? Nulla, siamo sempre con ella, perché pochi soldi. Se ce la faccio a fare quelli, mi accontento. Qui, a Liscia di Vacca, su questa spiaggia, si sta costruendo la Villa Bettina. Su questo mare, di fronte a Caprera, hanno comprato terreno Romy Schneider e Alain Delon. Un industriale milanese che fabbrica lavatrici si sta costruendo invece una villa nuraghe a Capriccioli. Uno dei pastori che ha venduto la terra, zio Giovanni, vi lavora come manovale. Non ha voluto farsi riprendere in abiti da lavoro. Lo abbiamo intervistato la domenica successiva a casa sua. Zio Giovanni, come siete elegante oggi, tutto bello, adesso che siete diventato ricco, Sì, mi sono scampato dagli ricchi.
Come è scampato? Via, ha preso tanti soldi. Abbiamo venduto un pezzo di terra ma non abbiamo fatto niente. Quanto avete preso? 400.000 lire malapena. Eravamo in troppi, la terra era poca. E che cosa ne avete fatto di questi soldi? Mi ho pagato i debiti, mi ho preso una moto e sono rimasto come prima. Ho capito. Senta, ma come si spiega lei che la gente viene qui a comprare a suon di miliardi, a suon di milioni? Ma io non lo capisco di questi ricchi. Noi ci siamo nati e cresciuti qui e siamo per scappare perché non si può vivere. Fortunati quelli che hanno preso milioni, ma quelli che non ne abbiano preso bisogna scappare. Per vivere qui ci vorrebbe un premio dallo Stato, anziché le tasse che ci aggravano. Ora noi siamo passati a zona turistica, qui pensano loro che piove miliardi. Stanno aggravando assai, fra le quali ce n'è stato 2 poveretti che le hanno tassate per 40 milioni, che se le vendono non la fanno. Quando arriva la pagella di pagamento si sparano, non c'è altro da fare. Anche in Sardegna quest'anno la primavera è arrivata con ritardo. Il vento ci ha seguito dappertutto. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Un mediatore ci ha accompagnato da Antonio e Francesco Meloni, 2 pastori che hanno ancora una trentina di ettari da vendere. Zio Francesco, voi siete stato in continente? A Roma. Molte volte? 4-5 volte. Ho capito, 4-5 volte in tutto. Sì, E sì. poi siete stato sempre qui? Sempre qui. E che cosa avevate, le bestie? A lavorare in campagna, contadini, tutti i mestieri. Sentite, siete contento che tutta questa gente viene qui a comprare la terra? Siamo contenti sì perché ci danno dei soldi. Meno male. Prima non avevamo, oggi ne abbiamo però. Ho capito, ma questo ha cambiato la vostra vita? Ha cambiato sì, da prima a oggi ha cambiato. Quanti anni avete, zio Francesco? 89. 89 anni. Sì. Zio Francesco, ho saputo che non siete sposato, siete scapolo, come mai? Questione di idea, Ho avuto paura delle donne sempre, perché le donne volevano mangiare, io non avevo e quindi le ho abbandonate. Lei è il nipote di zio Francesco? Nipote di zio Francesco e genero di zio Antonio. Senta, quanto costa la terra adesso da queste parti? Adesso stanno già vendendo a 6 milioni a ettaro. Ho capito. E in tempi normali, 2 anni fa, quanto costava? Beh, 2 anni fa si poteva trovare per 200-300.000 lire all'ettaro, e anche in meno. Voi avete della terra da vendere, no? Sì, signore. E molti ettari? Beh, molte no, so. Senta, se lei fosse uno di questi signori, di questi industriali di Milano, non so, un inglese, un tedesco, verrebbe a comprare la terra qui? Beh, dipende, secondo la passione. Per me mi starei meglio a Milano lì, anziché venire in queste campagne nostre. Comunque a voi fa piacere perché sono dei soldi che incamerate. Sì, ci hanno valorizzato un po' la zona. Appena lei venderà questa terra, che sogno ha da realizzare? Che cosa vorrebbe fare? Beh, io viceversa, ho intenzione di andarmene in qualche città dove si potrà vivere meglio. Partire, andare via, portare i figli in città. Questo è il sogno di molti. Ma c'è chi resta, attaccato com'è alla vecchia casa, al silenzio di questa terra arida e sassosa. Una canzone dice, infatti, fermati, non ti nannare. Fermati, non te ne andare. Il principe Karim ha promesso un miracolo. Fermati, non ti andare, non devi partire. So cui altrimenti gli occhi miei sono lacrimendi, ma partire io e va a morire.